qualcuno di voi mi sa dire che cos'è il corpo forestale? Quelli che salvano tutto, salvano l'ambiente. Ci controllano l'ambiente. Allora, il corpo forestale è notevolmente impegnato per la lotta agli incendi boschivi e la lotta viene fatta sia con uomini a terra oppure con elicotteri o dei Canadair o anche altri elicotteri ancora più potenti a seconda dell'evoluzione dell'incendio. Possiamo fare qualche cenno sul tipo e sulla natura degli incendi che si verificano. Ci sono incendi di natura dolosa, incendi di natura colposa e altri anche di tipo naturale, anche se in Sardegna questo avviene pochissime volte. L'incendio doloso è quando c'è una volontà intenzionale da parte di un individuo che vuole commettere un reato e vuole appiccare per forza l'incendio, mentre l'incendio colposo è quello che senza volerlo, magari sta facendo un lavoro e gli scappa il fuoco. Ecco, quello è un incendio di natura colposa. Il dissesto idrogeologico è un altro fenomeno negativo che avviene nel territorio e che avviene soprattutto a seguito degli incendi oppure quando c'è il taglio indiscriminato delle piante. Infatti le piante a che cosa servono? Servono per impedire che le piogge cadano direttamente sul terreno e possano mettere in movimento il terreno creando quindi delle alluvioni. Ecco perché noi non vogliamo che avvenga il taglio indiscriminato. Certo che ce ne sono state. Che cosa è successo con Cleopatra? Dai. È arrivata troppa acqua, ma probabilmente anche il territorio era troppo fragile, quindi le piante servono per rafforzare idrogeologicamente, intercettare la pioggia e frenare la furia e l'intensità delle piogge. Allora, gli alberi e i boschi in generale, gli ecosistemi, svolgono per noi tutta una serie di servizi ecosistemici. Sono dei servizi che per noi sono fondamentali. Il riscaldamento globale, quindi l'aumento costante delle temperature, dipende molto anche dalla CO2, che è un gas, dall'anidride carbonica. Bene, le piante immagazzinano CO2, la tolgono dall'atmosfera e la bloccano sotto forma di legno e tessuti. Un'altra cosa, il suolo che si crea grazie all'associazione di piante e funghi trattiene l'acqua che non scivola via a valle immediatamente, ma viene trattenuta dalle piante, dalle foglie che smorzano l'impatto dell'acqua sul suolo, la rallentano e noi abbiamo le fonti. Perché ti piace andare in campagna e a cavallo? Perché è tranquillo, esatto. Quindi tutto quello che vediamo qua intorno è materia vivente, sono esseri viventi, tutto. Dalle piante più piccole al muschio che cresce sulla corteccia. Quindi questi sono tutti i motivi per i quali dovremmo impegnarci sempre nella difesa degli ambienti naturali.